Sono di spalle messa così, non sono messa bene, sono di spalle. Tu dici di sì, non sono di spalle? Cioè io quando suono così, davanti io, secondo me sono... Però ti puoi mettere un pochino anche di più. Secondo me è meglio che sia dritta. Diciamo che Quasi quasi conveniva mettere l'altra lì. Se metti la ti nascondo un pochino. Allora, dobbiamo fare le prove per vedere se funziona. è che se mette questo. Il volume dell'arpa è a metà. Gloria, facciamo un'altra prova. Ce l'hanno con me stasera. No, io ho già messo Gloria, dobbiamo fare una seconda prova. Io non volevo venire, mia moglie mi costringe. C'ho fuori solo le braccia. Guarda, io in realtà Che fino a oggi ancora sì, l'ho visto adesso. No, io proprio ho dimenticato il telefono. Capita raramente. Sei? Sì. Sono sceso e poi torniamo. Ah, il robottino devi fare. È sabato. Vuoi metterlo sull'angolo? Non so se è troppo lontano. Siamo noi per Piacere. Buonasera. Lei sa anche di stare bene così. Io ti offro per lei. No, sto benissimo. Grazie, dopo questo vado a farla. Federica, io faccio l'introduzione e poi
Sì, sì, tranquillo. Seconda prova perché l'amplificazione è la metà. Adesso vogliamo fare Sì, beh, è un'altra cosa. Sì, sì. Benvenuti a tutti, cominciamo come in ogni buona occasione con un bel pezzo di musica. Gloria Denise Turro ci fa un pezzo di un anonimo medievale, Green Sleeves. Grazie. Ce la posso fare?
serata dalla bravissima arpista che abbiamo l'onore di accogliere stasera. Un brevissimo saluto velocissimo da parte dell'amministrazione comunale e del consiglio di biblioteca di cui ho l'onore di fare parte. Siamo felicissimi di ospitare questo evento stasera. Il nostro concittadino Simone Frattini non è nuovo a queste iniziative. La novità di stasera forse è che il tempo è pure clemente, quindi ci consente forse di vivere una serata, speriamo incrociando le dita, all'aria aperta nel nostro bel cortile tranquillamente. Ecco, un'iniziativa culturale che non possiamo non apprezzare, per cui non possiamo non essere insomma fieri, perché l'opera a cui Simone si dedica da tempo, quella di tradurre i Vangeli in dialetto, insomma credo che sia un'impresa più unica che rara, quindi siamo contenti che voi siate qui questa sera, ringraziamo lui per l'iniziativa messa in campo, Federica che lo accompagnerà e nuovamente la bravissima arpista che abbiamo l'onore di ascoltare. Quindi grazie a tutti e buona serata. Claudia che mi ha preceduto, buonasera a tutti, ha detto Simone non è nuova a queste serate, mi sembrava di leggere a volte ritorno, noi siamo tornati in copia, però davvero questa sera almeno non piove e quindi è già un bellissimo successo. Ce l'aveva detto in realtà Simone già l'altra volta quando ci siamo visti in questa stessa cornice ma al chiuso, questo è solo l'inizio di un'avventura, quindi la prima ESAPLA era in realtà un punto di partenza di un progetto ben più ampio che sarà coronato sicuramente poi da ulteriori passaggi e quindi questa sera abbiamo il piacere di presentare in anteprima, oserei dire, perché è proprio la prima volta sul nostro territorio questa nuova fatica. Io molte volte quando parlo dei libri parlo di fatica letteraria, anche se so che poi per gli autori è un piacere, però devo sottolineare come in questo contesto ci sia ovviamente una fatica di ricerca, di attenzione, che è una ricerca non solamente dal punto di vista contenutistico, ma una ricerca linguistica, perché ormai abbiamo capito, avete capito, che la passione di Simone non è solo quella che è la tradizione neotestamentaria, ma la lingua, quindi l'intenzione di tradurre il Nuovo Testamento in dialetto porta alla luce due delle sue passioni, quelle che sono le Sacre Scritture e soprattutto la volontà di donare ad una comunità come la nostra, che non è solo la comunità di Bellinzago, ma è la comunità dei lettori, dei credenti, quella che è appunto una traslitterazione in dialetto. Quindi un lavoro importante e una fatica non da poco. Mi permetto di sottolineare un altro aspetto che credo che in qualche modo vada un po' nella direzione di quella che è l'attenzione di Simone alla cultura. Questa non è solamente una serata di chiacchiere e di presentazione del libro, è una serata di musica, quindi mi unisco ai ringraziamenti per questa bellissima introduzione e sicuramente avremo altri momenti altrettanto belli e intensi da condividere insieme. È una serata anche di arte, perché vedete che ci sono su quei grigliati, poi se non l'avete ancora fatto vi invito ad avvicinarvi, delle opere d'arte importanti, alcune arrivate addirittura in prestito per coronare la serata. Tanti linguaggi, tante lingue che si incontrano e quindi diamo davvero l'avvio a questa serata, perché l'ESAPLA merita un'attenzione che Simone potrà condividere con voi. Claudia ha detto che io condurrò insieme a Simone, in realtà il grosso poi lo farà lui attraverso i suoi racconti e per dargli la possibilità di iniziare a raccontare partiamo da una parola. Questa parola è famiglia. Se io vi dico famiglia, ovviamente vi immaginate quello che è il vostro nucleo familiare. Qui c'è una bellissima famiglia, un bimbo che ha un freddo terribile e quindi approfitta della famiglia materna per potersi scaldare. In realtà il termine latino famiglia indica una situazione diversa rispetto a quella che noi abbiamo in mente. Famiglia in latino era l'unione della parte, diciamo così, padronale e degli schiavi. Erano gli schiavi ad essere i famigli. E su questa parola che poi ha dato famiglia iniziamo la nostra serata. Io vi auguro buona continuazione, ringrazio ancora voi che siete presenti e chi ci accompagnerà, ma direi di dare la parola all'invitato principale, quindi Simone Frattini. Buonasera a tutti, benvenuti. Dedico la serata a Lorenzo Parelli, che non è un pranzagost, è semplicemente lui era un diciottenne che partecipava a uno di questi programmi di alternanza scuola-lavoro, si chiama. Ha finito arrivare una culturale di l'ultimo giorno del lavoro praticamente. È morto a 18 anni e pochi giorni. L'ho dedicato a lui e alla sua famiglia. E tutta questa presentazione va a suo nome, anche se, anzi, il volume è dedicato a lui.
anche se dall'ultima volta che ci siamo visti, con qualcuno ci siamo visti, altri ci vediamo stasera per la prima volta, purtroppo nel mentre di questi 2 anni che sono passati, sono stati 2 anni di Covid, sono stati 2 anni di crisi e sconvolgimenti, cose che non abbiamo mai visto, anche se non siamo tanto esperti, però già un po' ne abbiamo passate, sono successe cose pazzesche, continuano a succedere cose pazzesche anche in quest'anno 2022. Quindi mi piaceva fare una dedica a questo ragazzo e alla sua famiglia, a cui manderò una copia del libro. Benvenuti Giuseppe. Così possono vedere la versione capello corto e la versione capello lungo. L'hai fatto per me. Come dico ogni volta che faccio una presentazione di questo tipo, c'è l'oggetto simbolo è lì rappresentato. Anche qui c'è una piccola differenza, non vi chiedo di trovarla, ma comunque quello era il ferro da stiro che ho trovato in casa mia, in cantina di casa mia a Basilea, non so perché, ferro da stiro elettrico. E questo è il ferro da stiro che abbiamo già usato oggi nel primo evento alla Badia. È il ricordo di mia nonna Severina Bovio, nata alla Badia, è morta nel 1950, quando mio padre aveva 5 anni, fulminata da un ferro da stiro così, elettrico, chissà perché, nel 1950. Oggetti che cambiano la vita delle persone e delle famiglie. Come ho detto oggi, mio padre ha studiato elettricità, è diventato perito elettrotecnico, per colpa di un ferro da stiro. E questa qui nella foto, oltretutto. Di lei abbiamo 3-4 foto. Nel frattempo, in questi 2 anni passati, anche mio zio è venuto a mancare pochi giorni fa, in effetti, e lui aveva letto 2 anni fa, nel 2020, proprio qui nel Salone Maria Bambina, perché il tempo non era clemente all'epoca, quindi siamo stati dentro, aveva fatto il lettore e questa sera non farà il lettore. Purtroppo non ho fatto in tempo neanche a fargli fare un film perché aveva problemi di respirazione. Ci ricordiamo anche di lui stasera. L'origine del progetto, brevemente, perché poi passiamo al libro, era come tutte le cose, diciamo, di un certo livello, partito tutto per caso. Anche l'artista che è qui stasera è stata conosciuta per caso, però le cose più belle capitano 2 volte per caso. In questo caso, questa era la mia ex professoressa di lingua e letteratura italiana e latina, che è scomparsa il dicembre del 2021, un'altra delle volte che ero in vacanza da queste parti e mi è toccato andare al funerale, però diciamo che è passata a miglior vita senza grossi rimpianti, comunque ha avuto grandi soddisfazioni. Una di queste è stata di vedere la pubblicazione del Vangelo ad Marchi in dialetto piemontese, che era partita da una nostra conversazione occasionale e tutto il progetto poi ne è seguito. No? Quindi così era partito in realtà, con tanti spunti, lei ha dato il via con un suo commento. Il libro, per chi ha già il Mark, segue la stessa struttura, cioè a 6 colonne, in questo caso il Vangelo di Luca. La prima delle colonne è stato un altro di questi contributi scoperti per caso. Questo Testament Neuf de Notre Seigneur Gesù Cristo. La prima traduzione dei Vangeli, praticamente, e del Nuovo Testamento in dialetto piemontese. Anno 1834 con varie ristampe. Questa è una ristampa del 1960 e rappresenta la prima colonna del Vangelo di Luca. La prima colonna è il testo di questa traduzione del 1830. Era stata la volta che studiavo, il giorno in cui l'ho trovata menzionata mi ero stupito della traduzione in piemontese. Ha tutta una sua storia che avevo spiegato nel 2020. Per farla breve, è stata finanziata da un generale inglese, un Beckwith, che era un invalido di guerra, aveva perso una gamba in guerra contro Napoleone e era stato pensionato per pensione di guerra con un certo numero di denari e ha usato i suoi denari per finanziare, è andato a abitare in Piemonte, nelle Valli Valdesi, cioè in Ero, e lì ha incontrato i valdesi, si è preso a cuore questo gruppo di scapestrati di queste valli, malconci di solito e poveri, e
e ha finanziato dei progetti culturali. Ha finanziato anche la costruzione del cosiddetto Tempio Valdese di Torino, che porta il suo nome, Torino, e lui ha finanziato la traduzione di questa versione in piemontese, che è stata fatta, l'ho scoperta poche settimane fa, da questo Enrico J. Mett, che era un pastore valdese, che se ne era voluto scappare dall'Italia per via della persecuzione, l'ha tradotta mentre abitava a Losanna. E si vede che, ho letto nei commenti, si vede che la traduzione che ha usato lui è molto influenzata dal francese. Usa le U scritte O, U, in francese. E anche oggi alcuni termini non sono proprio, diciamo, tipici del piemontese di Torino almeno. Volevo citare un altro degli incontri che ho fatto negli scorsi 2 anni. Volevo citare questo personaggio, che è Antonio Loprino. Probabilmente non vi dice niente. Antonio Loprino non è un piemontese, è un pugliese con la passione per le storie e le ricerche e la linguistica. Passione, ha scalato l'Italia, so che ha insegnato all'università a Perugia, ho incontrato un suo studente per diversi anni, poi ha scalato appunto, in Europa, è salito finché è arrivato a Basilea, ha sposato una tedesca e essendo molto qualificato e capace è diventato, per farla breve, rettore dell'Università di Basilea e adesso è rettore emeritus, mi pare dopo 7 anni si è dimesso. Continua a insegnare egittologia, una roba molto strana, i geroglifici egiziani, che sono la sua passione, sua e della moglie, e viene regolarmente invitato come ex rettore a degli eventi culturali. Ho trovato un suo contributo che ho tradotto dal tedesco, che lo faccio... Non è un pezzo, mettiamo il campanile. Così non ho più voce. Dice, i giubilei e le feste religiose non hanno il ruolo di mantenere un ricordo storico, ma assumono la funzione di una memoria culturale. Diversamente dal ricordo, la memoria non è puntuale, ma è ciclica, cioè ritorna. Non lineare, ma sferica. Non parla all'ideologia, ma all'identità. Fa appello non alle convenzioni sociali, ma al senso comune. Il giubileo istituzionale o culturale, indipendentemente dalla distanza, dal periodo di tempo che ci separa dall'evento reale o supposto, serve non a richiamare il passato, ma a preparare il futuro. Il lungo periodo storico che ci separa dalla nascita di Gesù di Nazareth, nell'anno 4 o 7, prima della nostra era, faccio una spiegazione, la data vera della nascita di Gesù Cristo è dibattuta tra gli storici e ci sono opinioni diverse tra chi lo pone 7 anni prima di lui stesso, cioè Gesù Cristo, avanti Cristo, 4 anni, 2 anni, qualcuno lo pone anche dopo lui stesso, cioè dopo la nascita di Gesù Cristo, e quindi è dibattuto tra gli storici. E lui dice, questo è un argomento da specialisti, da studiosi del Nuovo Testamento, studiosi di antimistica. L'intenso racconto della natività che da 2000 anni viene tramandato e celebrato è al contrario la portata di tutti. Questa è la differenza tra la ricerca sulla storia e il messaggio che invece viene vissuto da ogni generazione, anche da noi oggi. Mi piaceva citare questo contributo e continuiamo adesso. La ESAPL si chiama ESAPL perché ha 6 colonne. Richiama un'opera storica abbastanza conosciuta, che era già di 6 colonne a suo tempo. Anche la mia, partendo con il Mark 2 anni fa, piano piano doveva essere semplicemente una traduzione in dialetto avanzato del Vangelo di Marco, adesso di Luca. Poi si è aggiunto alla seconda colonna, ho trovato il piemontese, poi ho trovato l'originale, questo qui, aggiornato circa 2010 dal pastore Castellina, ho chiesto il permesso, mi ha dato il permesso e siamo arrivati a 3 colonne. Un amico, anzi il figlio della professoressa, mi dice ma perché non metti anche il greco, già che ci sei, metti anche il latino, e alla fine 5 colonne non era simmetrico e quindi ho
aspetta, la sesta, la prima traduzione moderna in italiano, la traduzione del Pastore Luzzi. Pastore Luzzi che è andato a passare la sua pensione a Poschiavo, in dialetto Posciaf, domani andrò là. Quindi ci sono passato e sento come parlano e si capisce a chi sa il dialetto. E la cosa bella di Poschiavo è che i giovani parlano tra di loro in dialetto. Questa è un po' la mia ambizione, il mio sogno, che fare un lavoro del genere mentre il dialetto, non solo quello di Veneziano, ma il dialetto in generale in Italia sta scomparendo. L'ambizione è che i nipotini vadano a scocciare noi che ci sono per tramandare non solo parte di storia, cultura, ma anche la lingua, in questo caso il dialetto. Lì, in quel posto lì viene vissuto, dove abito io viene assolutamente vissuto, perché i figli all'asilo, già all'asilo, parlavano con i signorini in dialetto, io ne parlo subito. E poi tutte le pause anche all'università, le aule dell'università, si parla in dialetto. Anche con i turchi si parla in dialetto. Tutti gli stranieri, non tutti, i tedeschi non parlano in dialetto, il dialetto svizzero, anche se sono tedeschi madrelingua. Pochissimi tedeschi parlano in dialetto, ma tutti gli altri lo imparano. Casi della vita. Comunque le colonne sono 6. Per questo siamo arrivati in questo volume di Luca a 502 pagine. Un volume, perché fare 6 colonne si stupica lo spazio che ti serve. Queste sono altre 6. E siamo arrivati al secondo pezzo musicale. Suona sempre lei, Gloria, ma stavolta suona un pezzo speciale perché sei anche la compositrice. Dici tu? Sì, suonerò 2 brani effettivamente, uno dopo l'altro, presento anche quello successivo, che ne pensi? Sì. Va bene, allora all'inizio Scende la sera, dopodiché Mare mosso. Sono 2 brani tratti da la raccolta Il mistero del mare che ho depositato nel 2018 alla SIAE. Ecco, buon ascolto.
parlato del Vangelo di Luca, passiamo subito a sentirne il sapore, un paio di letture, e ritroviamo un personaggio mitico dei nostri tempi, la famosa Madama Anna Rizzo, di Torino passando per Napoli, nel senso che i suoi erano originari di Napoli, ma si erano trasferiti per lavoro nel secondo dopoguerra a Torino. Il padre, per avere posto di lavoro alla Fiat, aveva dovuto imparare piemontese, se no, senza dialetto, niente lavoro. E lei naturalmente adesso parla italiano, napoletano e piemontese, torinese. Ma sempre a motivo del Covid non si sente di venire qui da noi ancora, però un giorno o l'altro di poterla portare dal vivo in carne ed ossa. L'anno scorso, per dirne un'altra, ci ha letto sempre tramite video Dante, il torinese, alla Badia. Quest'anno ancora non si è fidato, per cui abbiamo un video suo, spero che si possa sentire perché non abbiamo una grande amplificazione. Giro il computer, metto il volume al massimo, speriamo. Questa è la piemontese del 1830. Lei lo preferisce a quello mio. Mi spiace per l'acustica, non è ideale. Sentito il piemontese, tocca a Branzagotta. Quindi abbiamo una new entry. Chiamo a mio fianco Camilla Buonocore. Leggiamo noi in Branzagotta. Abbiamo una giovane volontaria. Perché tanci se ne missa scrive come deva una storia di roba da colpa è successo par davvera, intra da noi oggi. Secondo colpa le storie tramandò a noi oggi, poi che invece di roba dal principio e che diventò ministro della parola. Di son pensò in cammino, dentro tre, con cura,
tu ci rompi dal principio, da scriverti dopo a te, in maniera ordinata, voi eccellentissimi Teofilo, perché possa conoscere la verità, a proposito di parole che te ne mostrò e che ti sentì. Il re successe, dal tempo che l'Erode ne varrete la Giudea, un tal sacerdote, chiamato Zaccaria, dalla classe della via, la sedè una leva dalla discendenza della Ronne, e aveva nome Elisabetta. Ievan tutti due giusti davanti da Dio, gli rispettevano tutti i comandamenti e regole dal Signore, senza sbagliarsi, ma ievan matai, perché Elisabetta le stessa, e tutti due ievan tutto vecchi. Mentre cattucheva lui da fare il servizio da prete davanti da Dio, in la sua classe da lui, è successo, secondo la maniera da fare il prete, sto dicendo fuori dentro la busta, prende dentro in dal tempio, dal Signore, e prese l'incenso. Un gran mucchio da gente ievano fuori a pregare in l'ora d'incenso. E l'angelo del Signore le comparse alla destra dell'altare d'incenso. E Zaccaria, di dentro, a sa spaventò e tribolò, e goccia paura. E l'angelo così. A mia paura, Zaccaria, perché la tua preghiera le sto ascoltando. La tua donna, l'Elisabetta, la matterò al monte un matà, taggare per nome, Giovanni. La nonna di Camilla fa Bonini e io leggio, quindi non è proprio una pranzatura, è un po' foresta, però è vicina. Brava. Abbiamo una seconda new entry adesso, e siccome leggiamo prima il torinese, originale e moderno, abbiamo addirittura Carlo Alberto Laivrea. Buonasera a tutti. Allora, questo è un racconto di Luca dal capitolo 24, dal versetto 13 al 35, detto in canavesano, che è appunto il dialetto piemontese della zona del Canavese, quindi Ivrea, Rivarolo, quei posti lì, nord di Torino. Allora, gli stessi dì, due ad l'ora ero in viaggio verso un paese chiamato Emmaus, a 11 chilometri da Gerusalemme, e parlavo a tutto quello che era succeduto. Adesso, un tal parlè ragionè insieme a quello che era succeduto, vi stesso Gesù alle vicinanze e alle buttasse a marciare con lui. Allora io ne riconosco. Ma cosa ieri in cammin che discuté mentre marciava per la strada? Acciama Gesù. E loro, con l'aria trista, ma son fermasse. Curcas chiamava Cleopa, ai risponde. Cesan foreste che sta in Gerusalemme da sol? E zasnen non che le succedui a Belesì in tastesti. Che lei chiama lui? Cosa le succedui? L'ora è diso. E a fe che riguardo di Gesù al Nazareno, come le dimostrasse un profeta potente an tal fe e an tal parlè, di fronte a Dio e al popolo. Come i nostri capi sacerdoti, i nostri personaggi importanti, l'hanno consegnato, perché venne a condannare a morte e l'hanno buttato una croce. Noi, invece, speravo che st'uomo a fosse quel che l'avrebbe dovuto liberare Israele. Per giunta anche alle al terzo dì, da quando tutte queste cose sono succedute. Per giunta, quei fumna tra noi all'anfane sconvolge. Al mattino presto sono andati alla tomba, ma non trovare il corpo. E sono tornati a disare che sono anche appariti gli angeli, che hanno detto che chiedo alle vive. Allora quei due a cui ero con noi sono andati alla tomba e hanno trovato parei, come le vi detto le fumne, ma chi l'hanno mai visto. Allora Gesù alla via, senza sense, tardi, a cherde a tutto l'on che l'hanno detto i profeti. Allora non è necessario che il Cristo soffrisse tutte queste robe
per ricevere la sua gloria. E incamminando a Mosè da tutti i profeti, alla spiegai loro tutto l'on che le scritture a disio a chiede. Alla fine sono arrivati vicino al paese andò dove io andai, e Gesù alla fatto come se dovesse continuare a marciare per andare in là. Ma allora hanno insistito perché a sfermesa, hanno detto, resta con noi, visca è quasi sera, e al dia le anche mica finisse. Allora che lei entrò, per stare con lui. E antanto che lei era a tavola insieme a lui, alla piaita al pane, alla benedilo, e la sciapava, e la dai lui. A quel punto, i lurei l'hanno duertato, e loro l'hanno riconosciuto, ma che ella le sparì dalla vista. E as disio l'un l'altro, accusava nen al nostro cœur, antanto che non parlava mentre marciavo per la strada e non spiegava le scritture. Subito sono alzati e sono tornato a Gerusalemme. Andò a trovare in riunione i undes e qui che ero con lui. Che disio, sicuramente non signora le stai risuscità e alle face vedde da Simone. Allora i due raccontava loro tutto l'on che le era succeduto in tal viaggio e come l'aveva riconosciuto Gesù antanto che sciapava il pane. Si capisce? Qui avremmo dovuto avere dal vivo la Warner della Badia, che avrebbe essere e in effetti quando ho fatto la prima presentazione di prova alla Badia il 7 agosto facevo un caldo il contrario di stasera, ha detto dal vivo abbiamo fatto un video e adesso cerco di farlo sentire in un dialetto che non è proprio di Branzacchi, è della Badia, il suo, e lei ritiene di essere una delle ultime che ancora fanno questo tipo di dialetto. Oggi era la Badia anche lei, ma alla sera non esce, quindi vediamo cosa riusciamo a fare con i potenti mezzi della tecnologia. Ups. Proprio l'originale. Proprio l'originale.
Stacco musicale. Ok, allora mi tolgo la sciarpina. Richard Clayderman, Ballad for Adeline. Certo, ok. Tutto qui. Dovevo riscaldare le mani.
traduzione del Vangelo pari pari, versetto per versetto, parola per parola, sono partito proprio dai termini greci, poi confrontando le traduzioni e le varie lingue, l'ho tradotto veramente in Franza Gotha. Però per collegare questa opera al territorio, alla sua realtà, a ogni capitolo, all'introduzione di ogni capitolo c'è un racconto, troverete un racconto. E questo volume è dedicato in modo particolare alla Badia, alla realtà della Badia. Quindi buona parte dei racconti che troverete, uno per capitolo o due per capitolo, sono collegati un po' alle storie che mi ha raccontato la Murnera, che oggi avete conosciuto che c'era in un evento, e un po' ad altre persone o storie collegate alla realtà della Badia e delle famiglie che ci vivevano. La Badia è stata molto più grande di quello che è oggi si è ridotta ad avere non so se 15 abitanti o 20 o addirittura, però ci sono storie che a suo tempo mi raccontava mio padre e altre che sono del mito, storia e mito, mitologia. Tra i racconti che troverete nel Luca, la mia scritta, il fameux, deriva effettivamente dalla parola latina famiglia. In Francia anche se in disuso ormai c'è questa parola sempre. E era la persona, il personaggio che si occupava delle mucche della stalla. Il cavalant è il personaggio, il servitore che serviva la famiglia o il padrone, che si occupava dei cavalli. C'era, almeno l'ho trovato, non ho conosciuto nessuno che me l'ha confermato, comunque il bifulk che si occupava dei buoi e dei tori. Il fameux è un personaggio particolare perché è sopravvissuto come mestiere fino ad oggi, mentre il cavalante ha perso il suo lavoro per colpa del trattore che ha sostituito il cavallo. Chi munge le mucche non le munge più a mano come si mungevano a mano una volta, tranne in alcuni casi si mungono ancora a mano. Troverete una foto nel libro di una persona che munge ancora a mano sulla realtà di montagna, ma se no ci sono le mungitrici. Quando siamo stati in Engadina a fare le ferie con la famiglia, pensavamo di trovare il contadino, tra l'altro un contadino bio, che si dichiarava bio, che mungesse a mano le mucche, invece è attaccata anche lui alla mungitrice. Ci ha raccontato che con le sue 4-5 mucche che aveva era più l'acqua che spendeva, doveva metterci per fare il lavaggio del circuito di mungitura, che non l'acqua che usciva dalla mucca bio. Fanno 10 litri a mucca, contrariamente ai 40 che arrivano oggi, le mucche un po' bombate con gli steroidi. Livio Pietro, bisnonno della qui presente Veronica, è stato un fameux. Lui era partito per la guerra e prima della guerra, la prima guerra mondiale, era un muratore. Quando è tornato dalla guerra non ha più trovato il lavoro, come tantissimi che sono tornati dalla guerra. E allora ha imparato, perché non c'era l'università, non si andava a scuola, a fare il fameux e quindi gestiva le mucche, gestiva la stalla, gestiva il latte, quindi portava all'oc dalla CE, come abbiamo sentito, dal nonno, e quindi ci facevano il latte, magari ci facevano il formaggio e il burro, e tutto girava, l'economia girava localmente. Quell'economia a chilometri zero di cui oggi sogniamo, sentiamo parlare, come mi diceva la Murnera, a quei tempi era già realtà. Non si andava molto lontano a acquistare le merci, non si facevano venire dall'Australia, dal Sudafrica, era tutto qui più o meno intorno. Chi seminava il riso veniva seminato grosso modo per la regione. Anche se loro, nei tempi più recenti, quando bruciavano la pula, che poi non si chiama pula, ho già dimenticato il nome, che ricopre il riso, facevano una montagna enorme di una quindicina di litri, poi li davano a fuoco. Questa pula bruciata del riso cambiava di colore a secondo del tempo che passava a bruciare, perché continuava a bruciare sotto e il mucchio continuava sempre più a scendere.
Poi al termine di tutta la stagione in cui aveva bruciato per dei mesi, quello che rimaneva sotto diceva lei che aveva un colore rosso e veniva usato sia per i medicinali che per i profumi. Quindi veniva una volta all'anno un'azienda a portargli via pochi chili di questo concentrato di non so che originariamente era la cura del riso. Quindi abbiamo ricordato anche Emilio Pietro che faceva il famei, mestiere che ancora c'è oggi per chi ha la strada, quindi la produzione di latte, è sopravvissuta alla tecnologia, anche se si è modernizzato. Abbiamo adesso una new entry perché una seconda, una terza new entry. Tra le storie che ho raccolto ce n'è stata una che mi ha raccontato, anzi mi ha scritto, la famosa Dilma Rossi, che ringrazio particolarmente. Avrei voluto fosse leggerla, l'originale è sempre meglio di una copia, adesso non ho copia, ma avevo l'onore di leggerla io e mio figlio, ce la siamo condivisa molto bene. Ve la leggiamo adesso nel nostro dialetto, anche se non arriveremo al livello a cui potevamo arrivare. Che si intitola Al dijin con cafè a mia mangiare. Mia da mangiare. Ah, la guerra, ma dai, che brutta roba. La mia nonna, che la parleva mon dialetto, deve fare la seconda elementare. Amzeva miseria per tutti. e alzeva in italiano, perché a zigli in italiano la roba la smaiva più sempre sotto. E la fome in Capula, in paese. Poi la gente aveva in toccatera e si mangiavano un po', però i fatoni erano buoni. I cibule, i verzi, in Capuli, la canna, e ogni tonno, la poncia la reclamava in Capula. E chi è che andava anche che veniva sopra a comprare? Andava a Vlesh a guardare chi che la comprava la Marconi. Allora, la mia nonna, a mazzi che dal curtì, ogni tanto spariva un quel gatone. E fornì gatone, in mangiò a sparire in che rotto. Lì, a pensare quei rot che boievano in dal caldaron, am feva proprio schivi. E pensava, ma no, le mie è possibile, arriva col punto. Adesso però, con chi sente alla televisione, tunnelai a roba già scaduta, serpenti, i scorpioni, i cavaletti, in domanda. A quei tempi leva la fame, leva la necessità, leva la disperazione. Ma adesso cos'è? E mi si pensa un po', a ma sbaglio da più se schivi adesso che allora. Il secondo racconto è un pezzo forte, è un pezzo di vita che ho vissuto anch'io. Ce l'ha anche lì, avrebbe letto il Nicola Bovio, mio coscritto e compagno di classe, che sta festeggiando una festa di matrimonio alla Badia, alla Capioccia, e che ha detto che non sarebbe riuscito a stare abbastanza in piedi dritto per poter leggere qui davanti a noi. Ce l'ho registrata, la legge in maniera che è stata definita la migliore di tutti, quello che parla il dialetto migliore di tutti noi, però è registrata, per cui il livello del sonoro è quello che è. La può leggere solo lui così. Lui ha la nonna, o aveva la nonna, io leggo anche lui, quindi il suo dialetto a volte passa dal Branzagota al Blejot, però è una storia molto bella. Questi eravamo noi che leggevamo e ci hanno fatto l'applauso.
sceglie la coscia. La nebbia nascondeva il bus che, appena prima girò, la sbianchelicò e clapusani. I cani fremevano, giravano nervosi pur da nuiarci, che marcevano in pressa verso la cassina, ma gli alberi. Nessuna parleva, poteva sentire un respiro spanare. Ma se la neve, mi sono nasconduto che rumore. Mica adesso un maglione allora spessa, un sudore, il punto azzurro una gioca al film marrone, fino a Dio da lui. E ma non lo figlio che mi va di questo, se mi suona, e che non mi mentre gli guardava la bocca e mi suoneva, da dire un pizzo. Come al botte al mio cuore in non il fucile, no, so, terra e formarci, scorza, spuzza il cuore, spuzza il rimai, spuzza la nuiarci. Da un turno, in la casina, un matalino al guardeva, e in curamente puntra con in mano una castella. Le proprie al matalino che adesso scriva, e leggo al mio e tre da l'intaccia di voce, non sapeva cogliere, il me filtri della natura, voce personale, a salvare, tema di dava un po' di parole per ragionare, a ogni due, e a mani tre in dentro da punta, e visce la casina. In curva, la sala, si va visto a uomo. Un po' di del sbatteva, gli altri vivevano alla scuola, un po' più in corso. E più se da una parleva ormai con la lingua di gomma, dopo il virus attaccheva e raspeva in bocca. I doni insieme, i suoi cicciarati, andavano in cucina e gli amici, dopo avessero più un'ora arrivati al suo cucinò, stavano sito spanai davanti al caffè na roba. Mi avevano pure in bocca un gusto forte al salvacchio, un bel gustino, perché alla levra, stava mia pure qui al suo sapore speciale, stava accompagnata, veniva un secondo, ma tutti suoi, lui a zombie, spinto di tutta il posto degli muscoli, e sono andai fuori a ciappellare. Poi in quel posto sento osservare, appena mangiò, mi sono immazzare con dei miti la merminerza, quando ci spiro, Ievan, la nebbia, si va a fuoco. E la papà, la scuola, non sbagliava bene la messa di scuola, o tutto il resto. Tanto che anche sotto, al busca sbagliava la papà. Guardavi non sbattai più bene, ogni mezza colpa al magazzino. Dei sinti entrare a messa la prossima, la saria per togliere il di maniera. Carichiamo poi i video su YouTube, si sente un po' meglio su internet. Ogni capitolo quindi contiene almeno una storia collegata al territorio. La logica è, diciamo, la scelta che faccio di scegliere sempre un passo biblico di ogni capitolo e collegarlo come titolo a una storia locale che diciamo riprende questo passo. E in questo caso la caccia c'era sicuramente anche all'epoca, parlava degli uccelli. E Gesù che parla degli uccelli del cielo, che non si devono preoccupare di cosa devono raccogliere, quindi mi è venuta l'idea. E Nicola, che sia mio padre sia suo padre erano cacciatori, si è ricordato di questi tempi. Erano i tempi in cui si cacciava, si prendeva la selvaggina e poi la si cucinava e si mangiava. Tempi che sono un po' passati. Siamo arrivati al prossimo intervallo musicale. Petrini, Le Folies d'Espagne e Deux Variations. Vuoi dire due parole Sì. su questo pezzo che è particolare? Ok. Sì, chiedo scusa, però è un brano molto complesso.
che è stato composto nel 1700 da Francesco Petrini, un noto compositore che amava moltissimo questo strumento. Stiamo parlando di un'arpa molto diversa rispetto a quella che userò oggi. È un brano complesso perché appunto è stato scritto per uno strumento organologicamente parlando diverso rispetto a quello odierno. Il tema delle follie di Spagna, con queste 12 variazioni, è un tema portoghese di tradizione popolare che Petrini prese per creare un brano stupendo, molto ricco, basato appunto su un semplice tema che ora sentirete, e poi ogni variazione ha qualcosa di unico, di speciale, crea degli effetti particolari. Quindi mi sono riscaldate le mani e buon ascolto. Devo rifarlo, chiedo scusa, ma è veramente un'impresa con le mani fredde. È molto difficile. Esatto. Ok.
adesso mi metto qualcosa per... Sì, non ti preoccupare. Sì. Ok, un po' di legge.